Clamorosa decisione della giuria internazionale della Biennale d'Arte di Venezia. In una nota la Fondazione comunica la dimissione della giuria dopo l'ispezione del Ministero della Cultura. Per la prima volta in Veneto a Marghera la manifestazione nazionale di CGIL Cisle Will nel giorno della festa dei lavoratori. Il tema: il lavoro dignitoso, sicurezza e salari adeguati, attese oltre 5.000 persone. Ci sono anche due veneti, una giovane del centro sociale Pedro, un trevigiano del Django, tra i 24 italiani arrestati dalla Marina israeliana nel blitz al largo di Creta. Preoccupazione per Anna Ghedina e Luca Cuzzato. In Veneto c'è urgenza di una legge che regolamenti l'insediamento di parchi agrivoltaici. In Consiglio regionale fronte bipartisan dei sindaci. Da domani al via la stagione estiva, lì pronti ad accogliere i turisti per il ponte festivo. Bene gli alberghi del litorale, a Jesolo esteso a tutta la spiaggia il divieto di fumo. In campo il 1° maggio, gli arancio-nero-verdi di Giovanni Stroppa sfidano lo Spezia al picco. In caso di vittoria sarà matematicamente Serie A. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. I temi dunque dell'attualità in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, con una decisione clamorosa, perché si è dimessa tutta la giuria internazionale della Biennale. Una decisione che segue l'arrivo degli ispettori del Ministero dei Beni Culturali a Ca' Giustinian e a pochi giorni dalla vernice è il caos. Colpo di scena clamoroso, si è dimessa tutta la giuria internazionale della 61esima Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, gesto clamoroso e senza precedenti dopo l'ispezione ministeriale. Evidentemente la giuria ha ritenuto che non vi fossero più le condizioni per lavorare serenamente nei prossimi giorni. Va detto che la giuria è indipendente rispetto alla Fondazione Biennale di Venezia, che perciò ha potuto solo ricevere la comunicazione e prenderne atto. È durata 2 giorni la visita degli ispettori inviati a Ca' Giustinian dal Ministero ai Beni Culturali per acquisire la documentazione in merito all'apertura del padiglione Russia, alla 61esima esposizione, ai giardini e forse anche per chiedere ulteriori chiarimenti. Poco fa, dopo aver lavorato anche nella mattinata odierna per 2 giorni, i 4 ispettori hanno lasciato Venezia. La Fondazione ha ribadito la correttezza del proprio operato, ma resta da capire cosa succederà ora senza una giuria. Potrebbero esserci nuove dimissioni. Domani, 1° maggio, manifestazione nazionale dei sindacati in Piazza Mercato a Marghera. Marghera è simbolo del lavoro, ma anche simbolo delle trasformazioni del lavoro. Per la prima volta Marghera accoglierà la manifestazione nazionale del 1° maggio, festa dei lavoratori, un luogo simbolo dell'industria italiana, del progresso e poi del lento decadimento. E sul lavoro, sulla dignità del lavoro è incentrata la giornata. E affronteremo proprio questo tema di come rimettere al centro della discussione politica e sociale il lavoro. Marghera davvero rappresenta un luogo iconico in questo senso. Un tema importantissimo, è la scelta di Marghera conferma. Marghera ha segnato la storia industriale di questo paese nel secolo scorso, ora è alle prese con una grande e profonda trasformazione. Dobbiamo capire quale sarà il futuro, ma c'è un futuro per il lavoro che, come dice lo slogan scelto per la manifestazione di domani, deve essere dignitoso, ben retribuito, poco precario. Un grande valore aggiunto avere qui la manifestazione, perché significa mettere al centro le grandi emergenze del lavoro e anche del nostro territorio. In piazza Mercato dalle 10 del mattino il via ai dibattiti dei segretari confederali nazionali. Sul palco Maurizio Landini della CGIL e Daniela Fumarola per la CISL e per Paolo Bombardieri di Will. Oltre 5.000 le persone attese. Appuntamento nazionale che si terrà dunque nella municipalità nata per dare alloggi a chi lavorava in fabbrica. Negli anni 70 circa 40.000 persone, ora luogo più multietnico e multiculturale di tutta la città metropolitana. Dopo crisi industriali, il declino dell'industria chimica, incidenti sul lavoro, fabbriche pericolose in fiamme, Marghera per il 1° maggio è luogo simbolo della necessità di cambiamento. Le retribuzioni che devono essere dignitose e devono permettere alle famiglie di vivere dignitosamente, appunto, del lavoro sicuro, di un lavoro appunto che torni al centro della discussione, che veda essere riconosciuto dalla
da tutti il suo valore. La nostra è una regione che ha bisogno di essere riposizionata sulle politiche industriali, che deve investire in sviluppo, in competenze, in lavoro dignitoso, in salario giusto, e quindi avere qui la manifestazione significa dare un segnale forte di quale sia la volontà di investire nel Veneto e in tutto il paese. Ma noi pensiamo che davvero domani sarà una grande giornata di festa oltre che di responsabilità. Tra l'altro domani a Marghera sono previste modifiche temporanee alla viabilità con divieti di transito e sosta in diverse aree e variazioni ai percorsi del trasporto pubblico locale tra le 6 e le 15, rafforzati anche i controlli da parte delle forze dell'ordine, mentre sarà garantito per quanto possibile l'accesso ai residenti. Ci sono anche 2 veneti, una giovane padovana del centro sociale Pedro e un trevigiano del centro Django, tra i 24 italiani arrestati dalla Marina israeliana nel blitz della scorsa notte al largo di Creta. Ciao, sono Anna Ghedina e sono italiana. Se state guardando questo video sappiate che le forze di occupazione israeliane mi hanno rapito in acque internazionali. Faccio parte di una missione civile non violenta in navigazione per rompere l'assedio illegale, portare aiuti e mostrare solidarietà al popolo di Gaza. Viaggiava a bordo della nave Bella Blu Anna Ghedina, la giovane attivista padovana del centro sociale Pedro, fermata questa notte. Con lei anche Luca Cuzzato, trevigiano, aderente al centro sociale Django, che si trovava su un'imbarcazione diversa, la Holy Blue. Con loro altri 173 attivisti su 21 diverse imbarcazioni intercettate la scorsa notte a 150 miglia nautiche da Creta e a 600 miglia di distanza dalla costa di Gaza dalla marina israeliana. Poco prima del blitz, questo è il video registrato da Luca Cuzzato. Questo attacco è gravissimo e noi ci troviamo attualmente in acque internazionali e ci hanno tagliato i contatti con tutte le altre barche e il cielo è pieno di droni e vi faremo sapere per i prossimi aggiornamenti. Palestina libera. Tra gli attivisti arrestati 21 gli italiani. Tutte le comunicazioni si sono interrotte dalla scorsa notte e la preoccupazione cresce. Un atto di pirateria, l'ho definito Global Sumud Flottiglia, contro il quale è in atto una mobilitazione in tutta Italia e nelle piazze del nord-est. L'operazione si è svolta in acque internazionali, pacificamente e senza incidenti, il commento di Israele dalla premier Giorgia Meloni, che ha riunito il ministro degli esteri Tajani, il ministro della difesa Crosetto e il sottosegretario Mantovano, la condanna al sequestro e la richiesta di un'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati. Un blitz arrivato dopo 5 giorni di navigazione. Una delle golette era partita da Venezia con una grande manifestazione sabato scorso nel bacino di San Marco, ferme a Creta per una tempesta in corso nel Mediterraneo. In attesa di conoscere le sorti dei compagni arrestati, altre 30 imbarcazioni sono pronte a ripartire per Gaza. Tra l'altro vi mostro queste immagini che stanno arrivando da Venezia, riguardano la mobilitazione spontanea che si sta verificando, che si sta registrando in diverse piazze venete. Venezia, qui siamo chiaramente a Venezia, ma ci sono anche Treviso e Padova. A Padova in questi minuti sta manifestando il centro sociale Pedro e non solo, proprio per questi 2 ragazzi. Un altro tema più locale, quello che riguarda l'insediamento di parchi agrivoltaici. Nessuno è contro le energie rinnovabili, in Consiglio regionale questo lo ribadiscono tutti, ma di fronte al proliferare di progetti di impianti agrivoltaici in Veneto, a Venezia si è formata un'ampia convergenza politica sul fatto che sia molto urgente dare una regolamentazione ad un comparto che appare in continua espansione. I sindaci di fatto chiedono di avere la possibilità di poter dire anche di no, o comunque di individuare delle aree dove poter fare questi impianti o meno. Chiedono anche che ci siano controlli, e su questo mi trovano d'accordissimo, nei confronti di queste società che nascono come funghi ex novo, che si presentano come aziende agricole e di agricolo non hanno nulla, quindi qua sarebbe opportuno che anche qualche altro organo competente facesse dei controlli veri, perché altrimenti diventa speculazione. In qualità di presidente della terza commissione regionale, Roberto Marcato ha appena ascoltato a Palazzo Ferrofini i sindaci della provincia di Vicenza. In comune di Rosà, ad esempio, c'è il progetto di un parco di 73 ettari che prevede la posa di quasi 80.000 pannelli fotovoltaici. La Regione deve intervenire per quanto riguarda l'idoneità delle aree e quindi cercare di fissare dei criteri all'interno della legislazione urbanistica e quindi intervenire come in termini di pianificazione urbanistica.
La tematica è regionale. Il consigliere Jonathan Montanariello ha chiesto che in Consiglio si svolga un incontro analogo a quello tenuto per la provincia di Vicenza anche riguardo alle centrali in progetto nel veneziano. C'è quella di Eraclea, c'è quella delle ferrovie nella zona di Musile, Meolo e Fossalta di Piave. Abbiamo anche il tema di questi impianti BES, se non erro, che stanno nascendo, ne sta nascendo uno nella zona di Dolo e uno nella zona di Campagna Lupia. Nel comune nostro, nella località di Torre di Fine, abbiamo una frazione che viene letteralmente circondata dalla realizzazione di questo agrivoltaico qualora fosse approvato in regione. Riterremmo opportuno che ci fosse un preventivo dialogo per definire dove poterli collocare e quanto soprattutto terreno adibire in un comune. Nel dibattito che si sta sviluppando in Consiglio regionale a Venezia c'è la volontà di un intervento che non sia solo a tutela dell'ambiente e dell'agricoltura. Bisognerebbe intervenire normativamente con delle regole molto più stringenti per evitare che soggetti, soprattutto stranieri con piccoli capitali, che vanno a prendere in affitto o addirittura acquistare dei terreni che non sono più redditizi per chi opera in agricoltura, perché oggi l'agricoltura sta soffrendo, e ne facciano, ripeto, motivo di speculazione. I temi della campagna elettorale a Venezia per Claudio Vernier, priorità alla residenzialità. Parliamo di nuovi residenti e di riuscire a mantenere i residenti attuali e di attirarne di nuovi. Per attirarne di nuovi c'è bisogno di casa, servizi e lavoro. La casa e la residenzialità al centro del programma di Città Vive per la futura amministrazione di Venezia. Lo si farà partendo da un governo diverso del turismo e dalla diversificazione dell'economia non solo del centro storico ma anche delle municipalità. Casa, servizi e lavoro. Quindi casa è sicuramente un punto fondamentale, bisogna trovare case per i cittadini che qui in questo momento all'interno dell'impoverimento sociale non le hanno più, quindi coinvolgere in maniera strutturale il welfare, l'ATER. In questi anni qualcosa sul social housing, bisogna ammetterlo, è stato fatto, ma non è sufficiente evidentemente. Ridare dunque alla casa il valore di bene comune, non solo quello di asset speculativo. Un piano, quello di Città Vive, che partirà dallo sblocco degli alloggi sfitti o degradati per ampliare e regolarizzare l'offerta pubblica oggi insufficiente. E lo pensiamo di fare attraverso un programma strutturato e strutturale che liberi fondi che possano anche dare la possibilità al Comune di Venezia di non solo restaurare ma anche riacquistare degli appartamenti che possono andare al servizio dei cittadini. Sempre i temi dell'amministrazione a Venezia e tempo di bilanci per il presidente uscente della municipalità di Venezia, Murano e Burano. Chiudo un'esperienza che mi ha formato, pensavo di conoscere tutto, invece nella vita c'è sempre da imparare. Ho incontrato tantissime persone anche in difficoltà, a cui in maniera non pubblica ma privata mi sono speso per dar loro i possibili sollievi. Giunto alla fine del suo mandato, Marco Borghi lascia la presidenza della municipalità di Venezia, Murano e Burano, sottolineando lo sforzo compiuto in questi 5 anni e mezzo per mantenere vivo un ente pubblico che definisce quello di maggiore prossimità al cittadino. La sala consiliare, il chiostro della municipalità San Lorenzo sono stati aperti e disponibili per decine di assemblee pubbliche, su richiesta di associazioni e gruppi di cittadini, a discutere dei temi più urgenti e attuali della vita economica e sociale cittadina, come residenzialità, trasporti, turismo e sicurezza lagunare. Fa piacere, mettendo in fila i dati che ho raccolto di questi 5 anni e mezzo, di una grandissima attività politico-amministrativa. Abbiamo prodotto quasi 300 fra ordini del giorno, mozioni, interpellanze e quant'altro, il più delle volte con proposte concrete all'amministrazione che non ci ha quasi mai risposto. Ora che non è più possibile il patrocinio, in questi anni la municipalità si è inventata il sostegno come strumento utilizzato per aiutare una trentina tra associazioni, fondazioni e sodalizi veneziani nella loro attività. Tutto senza un becco di un quattrino, tante volte i soldi ce li abbiamo messi noi come consiglieri, come presidente, perché crediamo veramente nella missione della municipalità, crediamo che essa sia l'organo di prossimità
più vicino alle esigenze dei cittadini. Io auspico veramente che la prossima amministrazione comunale immediatamente ridia dignità prima ancora che strumenti operativi. Tra i progetti portati avanti con continuità, Borghi ricorda le 6 edizioni di Scuole e Mosaico con la partecipazione di oltre 3.500 studenti e 900 docenti, 5 edizioni della Notte di San Lorenzo con la collaborazione di altre istituzioni e fondazioni e 4 edizioni di Art Night. Io sono entrato che avevo una impiegata part-time e un responsabile di servizio condiviso con Fabro, quindi questa era la situazione quando sono entrato. Ho cercato, ho battuto un po' i pugni e poi l'organico è stato rinforzato. Rimaniamo a Venezia, in centro storico, dove boom di visitatori a San Marco. A Venezia boom di visitatori alla Basilica Cattedrale di San Marco, numeri record in questo inizio di primavera. Da Pasqua poi i ponti e le feste del 25 aprile e d'ora anche del 1 maggio hanno fatto registrare un'impennata delle prenotazioni online. Il professore Amerigo Estucci, già rettore dell'Università di Architettura UAV di Venezia, parla di San Marco, patrono di Venezia e del Veneto, e di come siano arrivati in modo rocambolesco in Laguna, dove sono ancora custoditi in Basilica, le spoglie dell'Evangelista Marco. La creazione di un percorso che porta avanti, forte della forza che Venezia aveva costruito nei secoli, ma soprattutto con la forza che le viene con l'arrivo delle spoglie di un importante santo della cristianità. La leggenda vuole che gli fosse apparso un angelo che gli aveva detto: tu qui verrai per sostenere l'identità della cristianità. Ed è questo il momento in cui San Marco partecipa proprio alle scelte che Venezia e tutti i veneti hanno portato avanti. Il professore Estucci, tra i suoi vari incarichi, ha seguito per molti anni la Basilica Cattedrale, anche con il ruolo di primo procuratore vicario di San Marco. Il 28 aprile 2024, giornata della storica visita di Papa Francesco a Venezia, conclusa proprio con un momento di preghiera personale in Basilica del Santo Padre. La Basilica cominciò a essere costruita nell'868, quando i 2 veneziani presero il corpo di San Marco in Egitto e lo portarono a Venezia, e a quel punto nello spazio dove c'è oggi la Basilica si cominciò a costruire questo più importante tempio della cristianità. E da domani prende il via ufficialmente la stagione estiva, lidi pronti ad accogliere i turisti. Ci sono delle novità a Jesolo, esteso su tutta la spiaggia il divieto di fumo. La apriamo con un messaggio positivo, cioè che le nostre coste sono balneabili e quindi ce le possiamo godere in questa stagione che inizia ufficialmente. Via dal 1 maggio alla stagione balneare. In tutte le spiagge del litorale veneto le temperature più che miti di questi giorni hanno permesso agli stabilimenti di mettere in pratica la prima prova d'estate. Stagione che si apre con il quasi tutto esaurito negli alberghi del litorale veneziano. Federalberghi comunica che si arriverà a raggiungere l'81% di occupazione, con punte fino all'85% e con circa il 70% di strutture aperte. E garantiamo anche i controlli costanti grazie ad ARPAV, che permette di avere quella sicurezza che continuino nel tempo ad avere le condizioni, le caratteristiche appunto per la balneabilità. Durante l'estate ARPAV garantirà infatti controlli mensili su ogni acqua di balneazione, con analisi microbiologiche su Escherichia coli ed enterococchi intestinali, oltre al monitoraggio delle condizioni ambientali e alla verifica della presenza di eventuali materiali spiaggiati. Il dato positivo è che in un recente studio tutte le acque del Veneto sono state ritenute idonee alla balneazione. A Jesolo, intanto, con l'apertura della stagione viene esteso a tutta l'area sabbiosa dell'Arenile il divieto di fumo. Sarà vietato fumare in quelle aree, sarà consentito esclusivamente nelle aree smoking, che dovranno essere attrezzate con dei sistemi anche di recupero e riciclo dei mozziconi da parte di ogni concessionario, da parte di ogni stabilimento, e nel lungomare. Sarà altresì consentito anche nei chioschi, ma chi lo vorrà di queste attività potrà introdurre analogamente dei divieti di fumo. Riteniamo questa sia una grande scelta di tutela ambientale, ma anche di convivenza fra le persone. Novità anche per gli animali d'affezione. I cani potranno accedere alla battigia soltanto nelle ore serali e notturne, dalle 20 alle 8 del mattino, mentre durante il giorno il transito sarà consentito esclusivamente lungo la passeggiata. Dalla Regione, intanto, il monito a rispettare gli altri e l'ambiente. Si può fare attività turistica
turistica se anche tu hai un ambiente che è recettivo, un ambiente bello, un ambiente che si offre anche da un punto di vista turistico. Naturalmente è un ambiente che deve essere anche rispettato. Durante la stagione turistica si abbassa un pochino l'attenzione sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Ecco, io vorrei invece sottolineare come sia necessario mantenere sempre alta l'attenzione anche su questo aspetto, perché se noi vogliamo avere un ambiente sano e bello, dobbiamo anche avere quelle attenzioni e quella cura che ci permettono poi di avere le condizioni appunto perché l'ambiente in cui noi viviamo sia un ambiente sano. Lo sport, il calcio, domani 1° maggio in campo gli arancio-nero-verdi di Giovanni Stroppa che sfidano lo Spezia al picco. In caso di vittoria sarà matematicamente Serie A. Profuma di Serie A l'attesa del Venezia Football Club che nella giornata festiva del 1° maggio affronta nel penultimo turno del campionato di Serie B lo Spezia a fischio d'inizio alle 15. 2 anni fa proprio la mancata vittoria al picco costrinse il Venezia ai play-off per raggiungere la promozione. Ora i lagunari nei corsi e ricorsi del calcio possono riscattarsi da quella delusione. Una vittoria significherebbe infatti conquistare il sogno della promozione matematica in Serie A ed anche la vittoria del campionato di B. Se i lagunari invece non dovessero vincere, la promozione potrebbe arrivare ugualmente se una tra Monza e Frosinone rimanesse comunque staccata di 3 punti. Come sempre abbiamo cercato di fare un'ottima settimana, una buona settimana. Devo dire che la squadra è mentalizzata e concentrata in quello che è il percorso abituale alla preparazione di qualsiasi partita. Allo stesso modo è andato questa settimana. Qualche tempo fa avevo detto che se volevamo portare a casa un risultato avevamo nelle corde, nella capacità caratteriale e tecnica di poterlo fare. Sicuramente domani abbiamo di fronte uno squadrone, perché considero lo Spezia uno squadrone. Detto questo, ogni particolare domani farà la differenza. Il settore ospiti sarà tutto esaurito e colorato di arancio-nero-verde. Chi non potrà arrivare a Spezia potrà ritrovarsi a Forte Marghera, dove sarà allestito un maxi schermo. La speranza di tutti è poi quella di attendere in serata il rientro della squadra a Venezia per fare festa insieme. Io credo che sotto l'aspetto del lavoro, sotto l'aspetto dell'idea di gioco, sotto l'aspetto di quello che poteva essere questa squadra qua, era fatta per poter arrivare a questo tipo di qualità di gioco. Insomma è una vigilia di attesa, ma da Venezia adesso è davvero tutto, non ho ulteriori aggiornamenti da darvi. Subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.